Buonasera, il corpo di ballo di Valentina Recupero che ha aperto questo Penalty Awards. Voglio sentirlo più forte l'applauso, ecco. Valentina, come al solito ci stupisci sempre, sei straordinaria, sei una performance per eccellenza in versione femminile di Michael Jackson. Il merito non è mio ma del re che riposa in pace lassù. Intanto voglio salutare questo meraviglioso pubblico qui presente, buonasera a tutti, grazie. Niente, che dire, voglio fare un ringraziamento ai ragazzi del mio corpo di ballo, Simona Leone, Patrizia Russo, Fabio Recupero. Questo è il mio gruppo, è The Kingdom of Michael Jackson. Onore al re. Perfetto, Valentina Recupero, grazie. Sì. Volevo fare un saluto a un nostro carissimo amico che alcuni giorni fa ha rischiato abbastanza, Gio Bavota. Volevo mandarle un bacio da parte mia e da parte di tutti i ragazzi qui presenti. Grazie ancora, buona serata a tutti. Grazie Valentina, che energia che ci hai dato per aprire questo Penalty Awards, grazie. Allora, buonasera a tutti e benvenuti in un contesto straordinario che naturalmente è Aci Trezza. Ringraziamo naturalmente soprattutto l'amministrazione comunale di Aci Castello che ha permesso tutto questo, che è partito tantissimo tempo fa, ovvero il progetto Penalty, partito 3 anni fa. Quest'anno abbiamo raggiunto inaspettatamente un audience che anche noi stessi insomma ci ha sorpresi. Siamo contenti perché adesso festeggiamo il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Abbiamo un parterre zeppo di personaggi del mondo del calcio più o meno famosi, dirigenti molto famosi, altri che sicuramente già da quest'anno hanno già fatto parlare di sé. Il contesto nasce naturalmente su un'emittente televisiva che si chiama Sesta Rete, anzi ringrazio naturalmente l'editore Mario Sorace che da sempre ha appoggiato progetto Penalty, ma insieme a me a presentare il meglio del calcio dilettantistico una straordinaria compagna di viaggio e anche e soprattutto amica di Sesta Rete, Valentina Mammino. Microfoni? Si sente il microfono, sì. Grazie, buonasera a tutti. Possiamo alzare un po' il microfono di Valentina? Ci stiamo tentando. Ci stiamo tentando un'avventura di Sesta Rete che è ancora una volta, direi facciamo così, anche quest'anno Penalty si conferma sicuramente un programma di punta della nostra emittente e sono davvero onorata di fare compagnia ad Ettore questa sera proprio in questo contesto, in questa cornice incantevole, perché sinceramente essere qui di fronte ai faraglioni è davvero emozionante per quella che sarà una serata emozionante, perché è chiaro che verranno premiati personaggi diciamo così di spicco, chi si è particolarmente distinto nell'ambito di quel calcio, Ettore, come dici sempre tu, di cui il calcio vero non parla mai, che è il calcio, è uno slogan. Il calcio dilettantistico, che poi appunto è lo slogan di Penalty. Allora Valentina, io ti ringrazio perché tu sai benissimo, da tanto tempo ti avevo detto che avevo il piacere di condurre insieme a te questo progetto e questa sera sicuramente avremo modo di vivere anche le nomination, perché il progetto Penalty nasce in una maniera totalmente diversa, intanto con la collaborazione dell'AIAC, che è l'Associazione Italiana Allenatori Siciliani, che hanno organizzato insieme naturalmente alla redazione di Penalty questo progetto. Le nomination, che hanno destato tantissima curiosità, amarezza e gioia nello stesso tempo, sono state diciamo valutate con molta attenzione, quindi avremo 3 nominativi per ogni singolo ruolo per le categorie di eccellenza e di promozione, mentre per la prima categoria, essendo i gironi tantissimi, ben 8, allora in questo caso verrà premiato soltanto ed unicamente il giocatore più forte, quindi sostanzialmente questa è la manifestazione Penalty Awards. Però dobbiamo soprattutto ringraziare, come ho detto in apertura, l'amministrazione comunale di Aci Castello, e qui abbiamo l'assessore ancora in carica, almeno sino a quando non verrà insediata la nuova amministrazione, l'assessore Nello Zappalà, che invitiamo qui sul palco. Ringraziamo l'assessore
assessore, perché è qui chiaramente in rappresentanza del comune di Aci Castello, che gentilmente, ecco, ci ha offerto questa location e anche la possibilità, ecco, di svolgere questa manifestazione, che è qualcosa di importante poi per quelli che saranno i protagonisti, perché arriva a coronamento di una stagione calcistica. Sicuramente, sicuramente. Intanto vi porto i saluti del sindaco, è dispiaciuto di non poter essere qui, ma potete capire che le elezioni sono finite ieri in pratica, no? C'è stata la conferma di per nuovo cui di anche Filippo io Drago. non dovrei essere qua, ma Ettore è, oltre a essere un grande organizzatore di eventi, è anche un amico, e quindi io vengo molto volentieri e lo ringrazio perché fai sempre delle cose eccezionali. Grazie. Non potevamo non ospitarvi, anzi siamo felici di ospitare delle manifestazioni di questo genere, anche perché ai giovani spazio. Io ho avuto un fratello che ha giocato praticamente in Serie B, quindi lo accompagnavo io quando aveva 14 anni, poi a 17 ha esordito con la Cireale, e quindi potete capire l'emozione che io possa avere oggi a vedere dei giovani che saranno premiati e probabilmente coroneranno quello che è il loro sogno della propria vita, che è quello di diventare un calciatore. Io ve lo auguro di vero cuore. Buonasera a tutti, benvenuti. Aspetta, non andare via, perché anche per te abbiamo una targa per ricordare questo momento. La consegna naturalmente la nostra Giulia Bonaccorsi, la nostra penaltina di quest'anno, insieme a Federica, che vedremo dopo. Applauso dunque per l'assessore. Questo non me l'aspettavo, allora un doppio grazie a tutti. Grazie e buona manifestazione. Grazie. A presto, grazie. Grazie assessore. Allora, E allora entriamo nel vivo, perché insomma ci sono tante nomination, tanti personaggi che ci verranno a trovare qui sul poi palco. io li vedo già scalpitano per e poi, sapere. e poi già l'avevamo anticipato, insomma, con molti, ci saranno 3 premi speciali che poi scopriremo strada facendo. Allora, iniziamo a parlare di promozione, le nomination riguardante il ruolo del portiere. E allora, a tal proposito, ad ogni ruolo noi abbiamo abbinato delle figure importanti, che sono stati sicuramente nomi che hanno segnato in un certo senso il calcio dilettantistico siciliano. Ad ogni premio abbiamo abbinato un nome, e per quanto riguarda il premio di promozione quale miglior portiere abbiamo deciso di sottotitolare questa sezione Premio Rosario Lanza. Io ho avuto la fortuna di conoscere Rosario, un ragazzo straordinario che è venuto a mancare giovanissimo, e allora siamo tutti dispiaciuti di quello che è successo, ma questa sera lo vogliamo ricordare con il suo sorriso che probabilmente ha accompagnato la gioia di tanti successi. Allora, per l'occasione Facciamo avvicinare il papà, perché Carmelo, il signor Carmelo Lanza. abbiamo la Facciamo un signora applauso. Alessandra, che salutiamo, giustamente. Ciao Carmelo. È sempre molto difficile parlare di questa cosa, so che Alessandra col pensiero è qui con noi. Sì, non ce la facevo perché ancora la cosa è abbastanza fresca. Anch'io mi sento commosso perché mio figlio fino all'ultimo aveva il pensiero in questo bellissimo sport. Diceva: papà, ma io riesco a giocare. Ho detto: oh, ritornerai a giocare. Papà dice: lo sai, dice, una volta io vincevamo 6-0, 7-0 e mi sono arrampicato sulla travessa e stavo lì a giocherellare, ora non mi posso neanche muovere. Va bene. Il ricordo di Rosario fatto da Carmelo è sempre quello più intenso, perché il papà, poi insomma qui abbiamo Nino Cannavò che insieme a me ha visto crescere Rosario, e quindi per noi questa sera è anche un momento di ricordo positivo, non soltanto nel dramma, giusto Valentina? Bisogna ricordarlo anche in queste cose. Certo. Benissimo, allora noi adesso leggiamo le nomination, dopodiché arriverà una busta e tu leggerai chi praticamente vince la sezione quale miglior portiere del campionato di promozione, ok? Allora, abbiamo le nomination per quanto riguarda la categoria promozione, premio Rosario Lanza. Portiere abbiamo Nicola Polessi del Comprensione Normanno Paternò, Guido Mistretta della Paceco, Alessandro Bevilacqua del Dattilo. E invitiamo qui questi 3 giovani. Avvicinatevi tutti e 3. Avvicinate tutte e 3, Polessi, Mistretta e Bevilacqua.
Sì, tanto giovane non è, però ha fatto un campionato straordinario. E allora, cominciamo con te. Sicuramente il ruolo del portiere è il più difficile. Quante volte si dice il portiere e poi alla fine è solo. È quello che poi si trova ad affrontare le situazioni più difficili, più complicate. Sì, diciamo di sì, è un ruolo molto particolare, ma se hai una buona difesa comunque è più facile. Velocemente, cosa pensa un portiere quando sta vedendo l'attaccante che corre e si immola verso la porta? Cerca di fare il meglio per proteggere la propria porta e fare il meglio per la propria squadra. L'ultima domanda, giusto così, riscaldiamo un attimino l'atmosfera. Quanto il portiere poi si sente responsabile in questi momenti? Quando fai una gran parata stai bene ed è più difficile a quel punto farti gol. Quando fai purtroppo un gravissimo errore poi è dura a livello mentale, è dura e quindi sta tutto lì, ecco. Diciamo che di solito i tifosi ricordano sempre l'errore del portiere, vero, però è magari classica l'errore questa dell'attaccante si dimentica più facilmente, dobbiamo dire la verità. Loro sono 3 portieri che hanno fatto un campionato straordinario e mi è piaciuto che tutti hanno accettato la nomination, a prescindere se qualcuno vince. È un segno di sportività, assolutamente, quindi campioni dentro e fuori dal campo. Brava, non è da brava. tutti, ragazzi. Allora siamo pronti? Allora apre la busta il papà di Rosario, vince. Allora vince miglior portiere della promozione Alessandro Bevilacqua. Dattilo. Allora consegniamo il quadro ricordo per il primo classificato, abbiamo anche il quadro ricordo naturalmente per non il secondo e il terzo, gli altri 2 partecipanti al penalty Ewart è stata quella parte. Diciamo che comunque già arrivare in nomination è un traguardo importante, perché è chiaro che c'è stato un lavoro dettagliato proprio per andare a scegliere chi si è particolarmente distinto, quindi questi 3 ragazzi a prescindere da chi poi ha vinto si sono distinti tutti e 3. Assolutamente, ecco, hanno quasi tutti, hanno tutti stagione. vinto il campionato, quindi voglio dire, meglio di così non poteva andare. Ok. Grazie e complimenti alla categoria promozione. Arrivederci, complimenti. Complimenti. Grazie. Allora, per Carmelo Lanza abbiamo un ricordo per la partecipazione al Penalty Awards e chiudiamo, prego, puoi già consegnarlo, e chiudiamo dicendo che Rosario è sempre nei nostri pensieri e nel nostro cuore. Grazie Carmelo, a presto. Perdonateci se abbiamo qualche interferenza microfonica, no, è questa. Speriamo di poterla risolvere pian pianino. Allora, adesso abbiamo il secondo premio riguardante le nomination come migliore difensore di promozione. Il premio Vincenzino Del Vecchio. Sì, ex giocatore del Catania che appunto, è stato credo importantissimo. Capitano sì, è stato anche capitano per qualche periodo. Ed invitiamo qui sul palco Angelo Lombardo, mister famosissimo, storico del calcio dilettantistico. Eccolo qua, mister Lombardo. Buonasera mister. Allora, secondo di Zeman, che cosa possiamo dire? Falla tu questa domanda, che quello è il calcio che fai tu a Sestarete. Ma questo sicuramente già la dice tutta, voglio dire, poi stare a fianco ad un personaggio anche molto particolare, al di là dell'allenatore, quindi di quelle che sono le doti e i valori tecnici, però sicuramente è un personaggio Zeman, anche fuori dal campo. È pesante starci vicino, specialmente per me che ci sono stati un paio di anni e c'è qua in sala qualche giocatore che era con noi. È dura anche perché ti trovi di fronte a un personaggio unico. Uno che non ha peli sulla lingua assolutamente. Quello che pensa dice e poi a volte magari suscita anche qualche polemica e qualche antipatia per questo. Bisogna vedere la cultura calcistica di ognuno di noi, lui la vede in questa maniera, parla, dice e se ne assume le responsabilità. Però sicuramente un grande allenatore. Insomma.
Benissimo, allora hai tu la cartellina con le nomination che adesso sentiremo, no? Le nomination come allora? miglior difensore del campionato di promozione. Placido Perricone del Paceco, Dario Bonelli della Sicula Leonzio e Salvatore Marino della Dattilo. Allora li invitiamo qui questi 3 atleti per quanto riguarda la categoria difensore promozione. È un ex mister. Salve, ciao. Salve, salve. Allora, fa parte delle nomination una cosa importante, quindi bisogna essere super contenti. Il parterre è straordinario. Allora possiamo fare entrare la busta a questo punto, così. Facciamo entrare la busta. Eccola C'è qui. anche quell'emozione comprensibile. Consegniamo la busta al mister, sarà lei a leggerlo. Attenzione un attimo, diamo un po' di suspense, mister, così. Allora, io faccio la presentazione ufficiale. Vince la categoria come miglior difensore in promozione stagione 2013-2014 Dario Bonelli. Sicula Leonzio. Eccola qui la targa. Consegniamo la targa a Bonelli, primo classificato. Benissimo. Grazie a te, grazie a te. Abbiamo anche le targhe per gli altri 2 classificati in nomination, Placido Perricone. Eccolo qui. E l'altro, eccolo qua, non c'ho i nomi, ce l'ha lei. Perfetto, una battuta la facciamo anche con gli atleti, giusto Valentina? Sì, sicuramente, perché vai. poi le difficoltà sono in tutti i ruoli del campo, quindi come abbiamo parlato con i portieri, anche il mestiere del difensore non è semplice. Che forse ogni tanto fa anche qualche gol. Sì, naturalmente prima di andare a vincere una partita il ruolo del difensore è proteggere la propria porta in modo particolare. I difensori lavorano in sinergia col portiere, quindi è molto il portiere che comanda la difesa. Quindi... Sì, in particolare bisogna non prendere come prima cosa gol e poi viene tutto il resto. E poi magari farli anche perché ci sono i difensori col vizio del gol, tu qualche gol l'hai fatto? Diciamo di sì, quest'anno non ne ho fatti, però in passato qualche gol l'ho fatto. E il vincitore? Appunto, e allora andiamo un attimo a capire, il vincitore ha fatto qualche gol quest'anno? Sì, ho fatto qualche gol, però di solito non sono uno che segna molto. Però quest'anno quindi ti sei distinto particolarmente, anche perché oltre a difendere la tua porta hai saputo anche mettere la palla a rete, e questo è importante. E allora Ettore. Possiamo? Allora a questo punto vi salutiamo, vi auguriamo anche buon riposo perché la stagione è finita e dovete pensare alla prossima. Grazie, 3 componenti della squadra. Grazie ragazzi. Grazie mister, a presto, grazie, 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 grazie. Bene, adesso proseguiamo, è il momento di conoscere 3 centrocampisti che si sono particolarmente distinti in questa stagione 2013-2014. Se abbassate un po' il microfono è meglio per tutti, grazie. Allora, dicevo i 3 centrocampisti ed invitiamo qui sul palco chi? Hai già il nome? Invitiamo sul palco una gradita conoscenza di Sestarete perché è il direttore responsabile di TG La Sesta, Chris Grasso. Eccolo qua, Chris. Ciao Chris. Lo chiama in casa. Fai tu l'intervista al nostro direttore, vai. Fai tu. Assolutamente in casa. Allora Chris, oggi sicuramente è una giornata importante per questi ragazzi, poi tu comunque sei anche un appassionato proprio perché hai cominciato la tua carriera giornalistica proprio partendo dallo sport, quindi dalle radiocronache, telecronache, insomma. L'ho iniziata, è stata per tanto tempo la mia vita, la mia passione, ci sono tanti amici, tante persone che conosco, saluto Ciro Femiano, saluto tutte le... non voglio mancare di rispetto a nessuno, quindi è come se facessi un saluto collettivo, li conosco quasi tutti uno per uno. Penalty per Sestarete è qualcosa di molto importante, perché Ettore lo sa, Valentina, anche per noi questo è stato un anno particolare, è stato l'anno della ricostruzione, l'anno da cui deve ripartire il rilancio della nostra rete. Quando si ricostruisce quasi dal nulla però servono le basi, servono i punti di riferimento e alla ripartenza Ettore e Penalty erano dei punti di riferimento su cui abbiamo potuto costruire questa casa che adesso cercheremo di fare sempre più bella, ogni giorno sempre più bella, e tu lo sai Valentina, abbiamo in serbo anche altre novità, altre cose importanti che riguardano anche il calcio dilettantistico già dai prossimi giorni, possiamo dire così.
Va bene, lo sveliamo. Perfetto, allora nel frattempo ci ricordiamo anche questo appuntamento. Questa serata qui ad Aci Trezza, qui a Villa Fortuna, sarà trasmessa da Sesta Rete domenica 1 giugno a partire dalle 19:30, il consueto orario di penalty della sua messa in onda quotidiana settimanale, e chi eventualmente non riceve il segnale di Sesta Rete, diciamo soprattutto nella zona del Trapanese, può tranquillamente vedere in streaming il tutto su www.sestarete.org, un sito che è stato ultimamente anche super rivalutato. .org e .com, il doppio dominio, quindi entrambi i domini possono essere consultati. Perfetto, allora a questo punto rimani qui perché dovrai premiare il miglior centrocampista per quanto riguarda la categoria promozione. Do subito le nomination. Allora, in nomination abbiamo Marco Di Piazza del Mussomeli, Alfonso Benedettino dell'Aci San Filippo, Salvatore Sinadra del comprensorio Normanno Paternò. E li invitiamo tutti e tre qui sul palco, perché tra poco conosceremo il nome di colui che vince la palma del migliore della stagione. Salve, salve, salve. Salve. Allora, la facciamo entrare la busta? Facciamo entrare la busta, così Chris ci svelerà il nome. Eccolo qua. Nomi che nessuno conosce. Ok. Vince Marco Di Piazza. Mussomeli. Consegniamo a Marco Di Piazza. Eccola qui. Perfetto. E consegniamo naturalmente anche agli altri due partecipanti della nomination il ricordo di questo premio. Eccoli qui, gli altri due sono loro, ovvero Salvatore Sinatra e Alfonso Benedettino. Sì. Rivedere sul palco Alfonso Benedettino è qualcosa di particolarmente piacevole per me, un tuffo nel passato, fu uno dei migliori centrocampisti nella stagione della Cicatena, finita quasi con i playoff, quando io svolgevo il ruolo di addetto stampa della società diretta da Sebastiano Strano, quindi per me è bello anche vederlo qui, vedere che sta continuando a essere fra i migliori centrocampisti della Sicilia. Ecco, infatti sottolineiamo questa cosa, Aci San Filippo non ha vinto il campionato quest'anno, però la cosa che è più piaciuta, perché sono arrivate tantissime referenze, tanti nominativi che parlavano di Alfonso, che siamo stati, non dico costretti, ma piacevolmente sorpresi come un giocatore non certamente ventenne, che ha raggiunto le nomination per una stagione straordinaria. Quindi è una replica d'obbligo. Sì, intanto saluto Chris e mi fa piacere rivederlo. Ringrazio chi mi ha votato e che mi ha fatto stare qui con voi questa sera. Ettore, Alfonso non è fra i giocatori migliori della Serie C solamente perché non aveva degli sponsor, perché quando era molto giovane nel Perugia era fra i migliori giovani del momento, purtroppo non era sponsorizzato abbastanza e andò così, però meritava altri palcoscenici. Ho capito, facciamo qualche domanda il calcio purtroppo è anche questo, purtroppo. E allora, io mi sposto un attimo, facciamo qualche domandina anche a te, una vita da mediano a recuperare palloni, com'è il ruolo del centrocampista? È facile, è difficile o non ti senti mai? Diccelo tu. No, cerchiamo sempre di gestire al meglio i palloni che ci arrivano. Va bene, e questo chiaramente in questo momento il vincitore è colui che, un attimo, tu che ruolo esattamente ricopri al centrocampo? Mediano davanti alla difesa. Come la canzone di Ligabue. Quindi ecco, un ruolo comunque anche quello è difficile, perché poi sei anche quello che deve un po' andare a costruire il gioco, impostare e un po' il faro della squadra, perché poi si dice che il centrocampo è come se fosse la pancia della squadra, quindi da lì parte tutto. Sì, infatti, dico, sono classico mediano davanti a difesa, recupero qualche pallone, però sono più bravo a gestire il gioco. Benissimo, tra l'altro hanno vinto la Coppa Italia quest'anno il Mussomeli, hanno perso la finale playoff con il comprensorio Normanno, è stata comunque una stagione da incorniciare e giustamente la nomination per Marco Di Piazza è stata quasi obbligatoria perché c'è stato un plebiscito. Benissimo, allora grazie ragazzi, buona stagione finale, adesso tutti al mare, arrivederci. Aspetta, non andar via perché abbiamo anche per te la targa ricordo del momento di Penalty Awards. Grazie. Battuta finale? No.
Mi auguro che la crescita di penalty all'interno di Sesta Rete possa continuare ad essere quella che è stata in questi anni, soprattutto nell'ultimo. Per noi è importante avere un punto di riferimento nel calcio dilettantistico come questo programma. Perfetto, grazie. Chris Grasso, direttore della testata giornalistica La Sesta.